Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con veloce Ecebombo Jet a prendere la testa, al suo esterno Artistone Jet che da il parziale passa a condurre. Ecebombo in seconda posizione, in terza c'è numero Chapeau 3, poi Colorado Denise Spring, TC, squalificato. Amore Stecca, ancora Furbetto di Gio che precede Donne-moi Glory, quindi Einstein Grad e alla retroguardia Fiamma BFC. 16,1 per i primi 200 metri di corsa. Sposta Ecebombo Jet che passa a condurre nei confronti di Artistone Jet. Così il favorito è al comando nei confronti del controfavorito che è in seconda posizione. Poi Chapeau terzo, mentre muove all'esterno Furbetto di Gio. Prova la progressione esterna trascinandosi Donne-moi Glory. Sulla curva di destra non cambia nulla, con sempre al comando il figlio di Wishing Stone che precede tutti gli avversari. Sposta all'esterno Denise TC che va allo scoperto, mentre rimane in terza ruota Furbetto di Gio. Donne-moi Glory riesce a carpirgli una pariglia. 1,5 i primi 800 metri di corsa, insiste in terza ruota Furbetto di Gio. Denise TC non ha alcuna intenzione di mollare la posizione allo scoperto, mentre Artistone Jet rimane alle spalle del leader Ecebombo. Completamento dei primi 1000 metri in 1,21 in una corsa movimentata anche se lenta. Ecebombo Jet sempre al comando, di fuori Denise TC, Artistone Jet a contatto, Donne-moi Glory in pariglia, in terza ruota c'è Furbetto di Gio, poi Chapeau Einstein Grad, Amore Stecca e Fiamma BFC. Si sveltisce la cadenza sotto alle tribune perché Denise TC prova a mettere pressione ad Ecebombo Jet, lo numero costringe ad 7, accelerare. Furbetto di Gio, squalificato. Quando siamo a 600 dalla conclusione. Accelera Ecebombo sotto la pressione di Denise TC, rimane a contatto e Artistone Jet cerca la mossa in terza ruota. Ora Einstein Grad che aggira il gruppo e si porta a diretto contatto del battistrada, mentre sbaglia Denise TC. Artistone numero Jet sempre a 1, contatto Denise di TC, Ecebombo squalificato. Jet, mentre Einstein Grad va in difficoltà meccanica all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. In vantaggio Ecebombo Jet nei confronti numero di Artistone 8, Jet, Einstein poi Grad, Chapeau in squalificato, terza Ambio. posizione. Ecebombo Jet per fatti propri nei confronti di Artistone Jet. Ecebombo Jet vince su Artistone Jet, al terzo Chapeau 2,54 in numeri, 1,16 il doppio chilometro da parte di Ecebombo Jet, netto favorito, porta a casa il successo. Antonio Di Nardo in salchi, Andrea Vitagliano al training, i colori della scuderia Limitless per il 6 anni da Wishing Stone che si impone in cost to cost, sfilando, facendo un po' di dai e vai con Artistone Jet. Al terzo Chapeau 2,54 in numeri, l'arrivo della terza.